Dolomiti Patrimonio UNESCO, ad Auronzo il sigillo del Capo dello Stato, omaggio alle vittime dell'elicottero caduto. Buon pomeriggio ai telespettatori del Telegiornale del Veneto, ben trovati a questa prima edizione. Dunque si terranno questo pomeriggio alle 17 nel Duomo di Belluno i funerali delle 4 vittime dell'elicottero del SUAM di Pieve di Cadore precipitato sabato durante una missione. Tutta la provincia di Belluno è in lutto proprio nel giorno in cui le Dolomiti ricevono il sigillo quale patrimonio dell'umanità alla presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Il Capo dello Stato è giunto ad Auronzo di Cadore accompagnato dalla moglie Clio. E allora noi ci colleghiamo subito in diretta con Auronzo di Cadore dove c'è Curzio Pettenò, dunque tanti temi toccati da Napolitano nel discorso alla cerimonia celebrativa delle Dolomiti. A te Curzio, buon pomeriggio. Buon pomeriggio da Auronzo, si vedono lontane le 3 cime e siamo qui in piazza d'Auronzo, in un tendone c'è stata la cerimonia. Questa mattina è arrivato il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, accolto da tanta gente, da ragazzi con le bandiere tricolori. Lui si è messo anche un cappello con l'insegna delle Dolomiti. Dolomiti patrimonio mondiale dell'umanità. Qui ad Auronzo la cerimonia, accolto dagli applausi, vedete il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano che poi all'interno del tendone ha toccato vari temi. Una cerimonia più sobria del previsto dopo la tragedia di sabato con i 4 morti dell'elicottero del soccorso alpino caduto a Cortina e il Presidente ha voluto ricordare proprio questo all'inizio del suo intervento. Sentiamolo. Rinnovo innanzitutto l'espressione della mia partecipe solidarietà al dolore dei familiari dei 4 valorosi operatori che hanno sacrificato la loro vita nello svolgimento del servizio che con passione e dedizione prestavano sistematicamente a tutela dei cittadini e degli amanti della montagna. Siamo vicini a tutta la popolazione del Bellunese che sa come la cerimonia di oggi ad Auronzo costituisca un omaggio alla loro terra e sia un momento di riflessione e di impegno. Cerimonia di impegno e di riflessione, ha ripetuto Napolitano, che ha poi legato questa cerimonia per le Dolomiti a quella che era stata già fatta per le Eolie, già riconosciute patrimonio mondiale dell'umanità, e lo ha legato anche al tema dell'unità nazionale. Sentiamolo. Questo riconoscimento non è piovuto dal cielo. Non è stato solo il frutto di una valutazione in termini storici e naturali da parte del Comitato dell'UNESCO, ma ha coronato l'impegno tenace portato avanti dalle istituzioni regionali e locali e dal Governo nazionale in uno spirito di collaborazione che mi auguro si consolidi al di fuori di ogni particolarismo. Così ora le Dolomiti e le Eolie sono affiancate nella World Heritage List, a conferma della inscindibilità del nostro patrimonio nazionale, dal nord al sud, della inscindibilità del patrimonio di storia e di bellezza che fa grande la nostra Italia. Difesa della montagna, della sua popolazione, l'ha ricordato anche la Ministro dell'Ambiente Stefania Prestigiacomo che è intervenuto a questo incontro. Il Presidente Napolitano lo ha sottolineato questo impegno in questo passo del suo discorso. E la Repubblica è certamente lo Stato, il Governo, il sistema delle autonomie, l'insieme delle istituzioni nazionali, regionali e locali, l'insieme delle amministrazioni pubbliche e dei corpi preposti al rispetto della legge e alla sicurezza della collettività. Ma la Repubblica siamo nello stesso tempo noi, tutti noi, cittadini, persone, come singoli e nelle formazioni sociali in cui ci raccogliamo. La Ministro Stefania Prestigiacomo ha detto che per quanto riguarda la sede dell'UNESCO per le Dolomiti, della Fondazione Dolomiti, ci penserà ad una rotazione tra le 3 regioni interessate. Sono intervenuti infatti i rappresentanti di Veneto, Friuli e Trentino. Sentiamo il Presidente della Giunta regionale Veneta Giancarlo Galan e l'ex Presidente della provincia di Belluno Sergio Reolon, intervistati da Luca Ginetto. Galan, fine cerimonia, soddisfatto?
Direi di sì, si è svolta nel migliore dei modi, con la simpatia della popolazione e che questo Presidente della Repubblica merita. Con discorsi che mi sono sembrati tutti al di sopra di polemiche e di meschinerie, mi sembra bene, mi sembra che per la montagna e per quella veneta in particolare, e non a caso il Presidente è venuto in Veneto in questa occasione, mica è andato in qualche zona d'autonomia speciale, è venuto qui in Veneto, mi sembra di poter essere contento. È una grande soddisfazione vedere che si è realizzato un sogno per il quale abbiamo lavorato per 4 anni, in una giornata che purtroppo è di lutto, ma io credo che dobbiamo saper gestire al di là delle polemiche questa vicenda, perché abbiamo l'occasione, l'opportunità per presentare anche al Presidente della Repubblica cosa significa vivere in montagna e cosa può comportare e quali forze straordinarie vi sono in montagna, e queste 4 persone che sono morte lo dimostrano. Il Presidente Napolitano adesso è a pranzo in un albergo qui di Auronzo, non parteciperà ai funerali di oggi pomeriggio a Belluno, ma ci sarà una corona con i corazzieri della Presidenza della Repubblica. È tutto, la linea allo studio.